Entra la donna, ma sono in cucina, che mi sono svegliata stamattina col desiderio di mi fare un bello pollo. Me lo mangio mentre mette Beautiful, per me la televisione e compagnia, sì, che sono sempre soli in casa mia. Non frequenteggio e non mi piace andare nelle case altruiste per spettacolare. Ma del palazzo sa scioglie magaglia, potrei prendere il posto di Castagna, che sono delle igieniche elegante e salciomini cazze tutte quante. Donna ma, quanta inciuce che avesse avuto. Donna ma, no, vi prego, non posso parlare. Non posso parlare. La sposa che è venuta ad abitare al primo piano è andata sull'altare con il vestito bianco ma per finta, che quando si è sposata era già incinta. La figlia del dottore di Ribette si è fatto il silicone dentro al petto. Dalla finestra io l'ho vista a nulla, tenero il zizzo, una ma fanno paura. E intanto mio marito, il pesciolone, si è preso la bronchite sul balcone e con la scusa dell'astronomia spaziale sto strunto si è comprato il cannocchiale. Donna ma, quanta inciuce mi avesse avuto. Donna ma, non vi prego, non posso parlare. Al quarto piano c'è quel giovinotto, secondo me è nato col difetto, sarà un pochino omosessuato, che ha 30 anni e non è fidanzato. Poi ho un poco tempo che non vedo più il figlio del portiere di qua giù, e la mamma dice che è stata una zia, ma quello stava nella drogheria. La studentessa che studiava lingue, quelli che vivono nell'interno 5, adesso sta studiando il giapponese, sì, quelli che gli comprano una pelliccia al mese. Donna ma, quanta inciuce mi avesse avuto. Donna ma, no, vi prego, non posso parlare. Ho saputo da mia sorella Eleonora che la cognata è una parente della nuora, della suocera, del fratello del cugino, di me, del nipote, della zia del mio vicino, che convive una cessa separata, che è la moglie non ancora divorziata del cornuto in igiene elegante, e che la zoccola che sta all'ultimo piano, che tiene sempre la puzza sotto il naso, una puzza che mo sente di da casa. Madonna, mamma, mi sono scordata, oppure sotto fuoco si è bruciata. Donna ma, e te venne un mutenga che fa. Donna ma, e te venne che tenga che fa. Donna ma, sì, io lo so. E come lo paga il condominio all'amministratore Don Erminio? E come fa? Non posso parlare.